buonasera. Pensate che 80 anni fa qualcuno avrebbe detto benvenuti a 5.000 lire per un sorriso? Questa sera invece vi dico benvenuti a questa selezione valida per l'80ª edizione di Miss Italia. Buonasera. Questi 5.000 lire per un sorriso, questo era il nome iniziale che venne dato da Dino Villani a Miss Italia. E poi, nel tempo, poi vi racconterò alcuni cenni brevissimi della storia di questo concorso che ci fa compagnia da 80 anni e viene a trovare le piazze e le città più belle d'Italia. Noi siamo qui questa sera a Jesolo, una città che noi amiamo in maniera particolare perché ha reso protagoniste tante e tante ragazze in questi anni attraverso le prefinali nazionali, le finali nazionali, attraverso Miss Veneto e attraverso la selezione di Miss Jesolo, perché anche quest'anno Miss Jesolo sarà uno dei titoli speciali, così si chiamano. C'è Miss Milano, c'è Miss Roma, c'è la prima Miss dell'anno e quest'anno, ovviamente anche quest'anno, Miss Jesolo. Cosa significa? Significa che a questa serata si dà un appuntamento a tutte quelle ragazze che magari si sono appena iscritte al concorso, oppure altre che magari hanno già iniziato il loro percorso a Miss Italia, hanno già magari vinto dei titoli, ma qui si rimettono tutte in gioco perché vi sarà aperta loro, alla vincitrice, le porte per la prefinale nazionale. Quindi, per diventare Miss Italia, cosa si deve fare? Si deve fare una selezione, vincerla, a quel punto si passa alla finale regionale, si deve vincere la finale regionale, si partecipa poi alla prefinale nazionale e poi da lì veramente il sogno può iniziare ad avverarsi. Bene, la ragazza che vince questa sera supera tutti questi passaggi e arriva direttamente alle prefinali nazionali, quindi la serata è di quelle davvero belle, intense e impegnative. Abbiamo 23 bellissime ragazze che sono pronte per voi e quindi a questo punto mi metto in un angolo del palco e andiamo con una sigla. A voi, si comincia! Mamma mia che belle, aspettate vi faccio da parte se vogliono farvi delle foto, i fotografi, insomma è una selezione importante, è l'elezione di Miss Jesolo, quindi oltre ad aver fatto le foto in podio, le avete fatte prima, adesso facciamo anche delle belle foto con questi abiti eleganti e potete rientrare in camerino, poi vi conosceremo meglio. Grazie ragazze, potete rientrare. Bene. Miss Italia celebra i suoi 80 anni, è la festa delle giovani donne italiane, di tutte le donne, delle loro famiglie e del pubblico. Sono giornate di felicità, 3 patronne, Dino Villani, Enzo e Patrizia Mirigliani, hanno accompagnato in questi anni 1 milione di ragazze o più sulle passerelle di tutto il paese, regalando emozioni, realizzando sogni con eleganza, stile e sobrietà, con trasparenza e senza scandali. Miss Italia è il gioco della bellezza, un gioco che diverte, mette alla prova, insegna alle Miss come diventare attrici, le aiuta a crescere. Tutta Italia che segue con tanta passione e tanto affetto il nostro concorso. Bene, la giuria la vedo pronta, le ragazze le abbiamo viste, sono prontissime e adesso cominciamo a conoscerle una ad una. Iniziamo con la concorrente numero 1. Buonasera numero 1, io le conosco, però cito molte volte il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscerle. Vai! Buonasera a tutti, sono Jenny, ho 25 anni, abito a Mussolente, provincia di Vicenza e nella vita lavoro nell'ambito della moda. Molto bene, concorrente numero 1, prego. Sempre qualche secondo così la giuria riordina le idee e intanto andiamo con la concorrente numero 2. Incontriamo il centro del palco. Vai! Salve a tutti, mi chiamo Emma, vengo da Ceneselli, provincia di Rovigo e nella vita faccio la fotografa. Hai detto tutto, vai! Concorrente numero 2.
Andiamo con la prossima, la concorrente numero 3. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice, vengo da Venezia, ho 20 anni e lavoro presso un cantiere nautico. Molto bene, concorrente numero 3. Bene, andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 4. Buonasera, mi chiamo Sara, ho 19 anni, vengo da Cavegno Treporti e lavoro come cameriera. Molto bene, concorrente numero 4. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 5. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, sono Giulia Caramel, vengo da Mestre e studio recitazione. Infatti il mio sogno è sempre stato quello di diventare un'attrice. Molto bene, vai, numero 5. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 6. Eccola. Questa prima uscita tutte le ragazze indossano l'abito loro, quello con il quale hanno deciso di presenziare. Buonasera numero 6, vai. Buonasera a tutti, io mi chiamo Giulia, ho 24 anni e abito a Murano. Hai detto tutto, vai, concorrente numero 6, prego. Con la prossima, che è la concorrente numero 7. Buonasera numero 7. Eccoci qua. Buonasera a tutti, mi chiamo Giorgio, 18 anni, vengo da Polverare, attualmente faccio la modella. Vai, hai detto tutto, numero 7. Quindi andiamo con la prossima, che è già prontissima, che è la numero 8. Buonasera a te. Buonasera, sono Linda, vengo da Trebasereghe in provincia di Padova, 18 anni e studio moda. Hai detto tutto, vai, numero 8. Siamo pronti con la prossima, lei è la numero 9. Facciamo questo pezzo di scala insieme, vai. Numero 9, eccola qui. Buonasera a tutti, io sono Rachele, vengo da Venezia e studio all'Istituto Alberghiero. Vai, numero 9. Andiamo con il numero 10.
Cavallino Treporti e studio lettere moderne a Padova. Molto bene, vai, numero 10. Vediamo arrivare la concorrente numero 11. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Elisa, vengo da Treviso e studio all'università. A Padova. Ottimo, vai. Siamo pronti con la prossima concorrente che ovviamente è la numero 12. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Agnese, ho 21 anni, vivo a Padova e studio medicina. Vai. Andiamo con la prossima, lei è la numero 13. Io mi sposto sempre al centro del palco perché poi le foto, i video, le protagoniste da 80 anni a Miss Italia sono ed è giusto siano sempre queste belle ragazze. Vai, presentati numero 13. Buonasera a tutti, sono Beatrice, ho 21 anni, vengo da Saccolongo in provincia di Padova, nella vita studio architettura e nel tempo libero faccio la modella. Vabbè, hai detto tutto, vai, 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 vai. Numero 13. E andiamo con la prossima che è la numero 14. Ho sentito un eco. Numero 14. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, ho 21 anni, vengo da Altavilla Vicentina. Nella vita studio scienze faunistiche e lavoro già da 5 anni come barista. Molto bene. Numero 14. Eccola qui. Alla prossima, che è la numero 15. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Silvia Padovani, ho 20 anni, vivo a Verona e nella vita lavoro come modella e come ragazza immagine. Vai, 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 numero 15. È prontissima anche la numero 16. Sta raggiungendo il centro del palco e insieme. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Nicole, vengo da Belluno, ho 18 anni e faccio la parrucchiera. Vai, numero 16. Siamo pronti con la prossima, che ovviamente è la numero 17.
Buonasera, numero 17. Buonasera a tutti, sono Samantha, ho 20 anni, vivo a Verona e nella vita lavoro come impiegata. Molto bene. Salutiamo la numero 17 e andiamo a presentare la concorrente numero 18. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara, ho 20 anni, vivo a Verona e studio igiene dentale a Milano. Molto bene, vai. Siamo pronti con la numero 19? Andiamo sulla passerella e a questo punto presentiamo. Buonasera a tutti, mi chiamo Elena, ho 23 anni, vengo da San Giovanni in Patoto e lavoro come impiegata. Molto bene, vai! Ed è la volta della concorrente numero 20. Grazie alla numero 20 e andiamo a conoscere la concorrente numero 21. Buonasera numero 21. Buonasera a tutti, sono Paola Ignacca, ho 20 anni e vengo da Zugliano in provincia di Vicenza. Attualmente sto frequentando il secondo anno di studi in scienze della formazione primaria all'Università di Padova. Molto bene, numero 21. Andiamo con la prossima, che è la concorrente numero distratti, è 22. Distratti dalla bellezza delle nostre ragazze, questo mi distrae. Buonasera numero 22. Buonasera a tutti, sono Claudia Meneghello, arrivo da Piove di Sacco e ho 26 anni e nella vita sono impiegata commerciale. Benissimo, vai, concorrente numero 22. Con la concorrente numero 23. Buonasera numero 23. Buonasera, mi chiamo Elena, ho 18 anni, vengo da Venezia, attualmente faccio la bagnina e sono una studentessa. Molto bene, numero 23, vai. Un bel applauso che arrivi fino nel dietro le quinte per queste ragazze.
belle, innegabilmente, ma anche brave. Avete visto come si comportano sul palco, con quanta facilità affrontano questo palcoscenico. Alcune, come ho detto prima, è un titolo speciale, hanno già fatto diverse selezioni, hanno già un passaggio alle finali regionali, ma ovviamente per Miss Jesolo si rimettono in gioco per aspirare ad arrivare già alle prefinali nazionali. Pensate, una ragazza questa sera da qui è già proiettata nel passaggio più importante di Miss Italia, perché c'è la finalissima, ma le prefinali sono sempre uno scoglio molto molto difficile, e lo sanno bene coloro che la vivono, sia le ragazze che lo vivono ovviamente da protagoniste, che da colui che da tanti anni oramai ospita Miss Italia, è la città di Jesolo, e ovviamente con noi c'è il sindaco Valerio Zoggia sul palco, che invitiamo a venire a portare il saluto. Buonasera sindaco. Buonasera sindaco, buonasera a lei. Le cedo il microfono per il saluto. Grazie, buonasera a tutti. Saluto mio della città di Jesolo a questa serata, che è propedeutica poi a altre serate con Miss Veneto, che abbiamo il 20 agosto in Piazza Aurora, e probabilmente anche ci sarà la conferma di Miss Italia, però ne parleremo nei prossimi giorni. Giornata importante per la nostra comunità. Volevo informare i presenti che domani, per chi è interessato a partecipare, alle 10:30 abbiamo un nuovo prete, un nuovo parroco jesolano. Quindi domani ci sarà la cerimonia per il suo primo giorno nella nostra parrocchia di San Giovanni Battista, quindi ci sarà l'iniziazione di Don Riccardo per chi vuole partecipare. Dopodomani, 24 giugno, la festa del nostro patrono San Giovanni, ci sarà nel pomeriggio una cerimonia con corteo acqueo, in cui ci sarà anche il nostro patriarca di Venezia, poi ci sarà un corteo, una processione dal monumento che abbiamo sulla grava del Sicile, Regina Mundi, in cui faremo un corteo fino alla chiesa, dove il patriarca celebrerà la Santa Messa. Quindi i cittadini che vogliono partecipare sono pregati, se vogliono venire sono invitati. Grazie Michele, tanti auguri alle ragazze per questa serata, in bocca al lupo a tutte quante, perché io non tifo e non posso tifare per nessuno. Volevo approfittare per ringraziare della sua presenza che è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto, che è arrivato da pochi giorni, che volevo dargli il benvenuto da parte della città, San Germano, e grazie dell'applauso, e augurargli un buon inizio e un buon lavoro, perché lo stiamo già collaudando molto bene, quindi si è subito messo al lavoro, perché è una città sicuramente impegnativa, è arrivato proprio nei giorni in cui la stagione per fortuna è partita. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a lei, ci vediamo dopo per le premiazioni, grazie, grazie. Bene, prima di andare a presentare le ragazze nel momento importantissimo, perché si prenderanno in body, quindi nel momento nel quale la giuria andrà ad emettere il voto definitivo, io vorrei fare alcuni ringraziamenti a Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligol minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi, aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute e della bellezza, è da sempre l'acqua di Miss Italia. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Miluna Gioielli è un regalo prezioso, è il gioiello perfetto per le ricorrenze e momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza, come quello di diventare Miss Italia e indossare come una regina la preziosa corona di diamanti che viene creata da Miluna e viene posta sul capo ogni anno della vincitrice di Miss Italia. Per Miluna questa sera vorrei fare un ringraziamento a Nicola Stevanato, il rappresentante di Gioiellerie Stevanato di Zellarino e San Donati Piave, fa parte della giuria, poi presenterà anche i giurati, e grazie alla sua presenza la vincitrice si aggiudicherà anche un gioiello Miluna, quindi un doppio grazie innanzitutto per esserci venuto a trovare, e anche a nome della vincitrice, perché insomma un gioiello Miluna è sempre una bella cosa da ricevere, quindi grazie ancora. Poi ringraziamo Interflora, tutti sappiamo il grande servizio che propone Interflora, quello di inviare un omaggio floreale in ogni parte del mondo per ogni occasione, quindi Interflora vi dà questo servizio ovviamente per tutte le aziende che io vado a citare. Andate sempre sui loro siti internet, così vi danno tutte le informazioni più dettagliate. E poi vorrei parlare di un altro amico che è un nuovo partner, Bimacher, stylist ufficiale di Miss Italia, nato dall'unione di realtà presenti sul mercato da oltre 10 anni, con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. Bimac è la novità del settore della bellezza e del benessere. La mission di Bimac è diffondere la cultura
del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Gli stylist di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere di B-Match, saloni all'avanguardia tutta Italia che si prendono cura dell'immagine delle proprie clienti e del benessere dei loro capelli, grazie all'innovativo dispositivo OxyStation e ai prodotti cosmetici della divisione Hair Care di B-Match. Un applauso anche per B-Match, grazie. Bene. Uscita in body, come vedremo le ragazze? Le ragazze le vedremo uscire a gruppi di 4, poi ovviamente ognuna farà la sua passerella, le presenterò io, così adesso loro devono giustamente essere concentrate solo ed esclusivamente sulla sfilata. E quindi andiamo, ditemi, dico subito ai fotografi e anche agli operatori, preferite che sto di qua o di là? Che sto di là? Lo chiedo perché poi mi chiamano il giorno dopo e dicono: Michele, se stavi dall'altra parte almeno non uscivi in tutte le foto. Allora ce lo diciamo, io comunque resto vestito, non è che mi metto il body per questo, comunque resto vestito, però ditemelo da che parte sto me. A parte gli scherzi, a me piace che nelle foto siano le ragazze e loro che volete, ormai è un po'. Sto dall'altra, dove ero prima vado bene, perfetto, perché adesso fanno i simpatici, poi sta dall'altra parte, invece state lì, sto nell'angolino. Volevo anche mettermi dietro, qualcuno mi ha detto ma mettiti dietro il telo direttamente, insomma, non è che. Bene, pronte ragazze? Noi qua si ride e si scherza, però queste ragazze sono veramente con la giusta tensione, andiamo! Concorrenti le prime 4, la numero 1 Jenny, la numero 2 Emma, la numero 3 Alice, la numero 4 Sara. Eccole qua, qualche secondo. Andiamo con la numero 1 Jenny. Quindi abbiamo Emma, questo è il numero 2. Alice, concorrente numero 3. Questo gruppo Sara, concorrente numero 4. E secondo, io farei un passo avanti. Abbiamo Jenny numero 1, Emma numero 2, Alice numero 3, Sara numero 4. E potete rientrare, grazie. Prontissime. Giulia, la numero 5, poi abbiamo un'altra Giulia che è la numero 6, poi abbiamo Giorgia che è la numero 7 e Linda che è la numero 8. Giulia, numero 5, prego.
abbiamo un'altra Giulia, ma concorre con il numero 6. E la volta della numero 7, lei è Giorgia. Come questo gruppo, la numero 8, lei è Linda. Giulia, Giorgia e Linda, un passo avanti, grazie. Quindi Giulia numero 5, l'altra Giulia numero 6, Giorgia la numero 7 e Linda la numero 8. Prendete qualche secondo per far le foto ai nostri fotografi e operatori, potete rientrare, grazie ragazzi, grazie. Prossimo gruppo, dove conosceremo la concorrente numero 9, 10, 11 e 12. Eccole che stanno arrivando, quindi Rachele, Michelle, Elisa e Agnese. Prego Rachele, il numero 9. Il numero 10. Prontissima anche Elisa che concorre con il numero 11. Andiamo con Agnese, concorrente numero 12. Avanti sul palco per Rachele, numero 9, Michelle, numero 10, Elisa, numero 11, Agnese, numero 12. Grazie. Pronte con la numero 13, 14, 15 e 16, Beatrice, Nicole, Silvia e altra Nicole.
Bella è che arrivano sorridenti già da lì, quindi non è che fanno il sorriso perché sono sul palco, proprio sorridono già dalla scala d'ingresso e quindi questo vuol dire che per loro è una bella cosa. Sei pronta? Vai, numero 13 Beatrice. Della volta di Nicole, concorrente numero 14, 21 anni di Altavilla Vicentina. È prontissima Silvia, numero 15. Questo gruppo Nicole, concorrente numero 16, 18 anni di Belluno. Avanti per Beatrice numero 13, Nicole numero 14, numero 15 Silvia e la numero 16 altra Nicole. Prendetevi questo applauso. Poi potete rientrare in camerino, grazie. Stavano bene sul palco, rientravano. Prossimo gruppo, la numero 17, 18, 19 e 20. Quindi Samantha, Sara, Elena, Sergio. Siamo pronti con la numero 17, Samantha, prego. 20 anni di Verona, lei fa l'impiegata. Samantha concorre con il numero 17. Sara, 20 anni di Somma Campagna, quindi dalla provincia di Verona. Quindi abbiamo Elena che è la concorrente numero 19, 23 anni di San Giovanni Lupatoto, quindi dalla provincia di Verona. Chiude il gruppo Sermilo numero 20, 20 anni di Villanova di Campo San Piero, provincia di Padova.
punti per Samantha numero 17, Sara numero 18, Elena numero 19 e Seppi numero 20. Grazie ragazze, potete rientrare. Ultimo gruppo, ovviamente composto da 3 concorrenti. Andiamo a conoscere Paola numero 21, Claudia numero 22 e numero 23 Elena. Sono loro questo gruppo di bellissime ragazze questa sera, perché mi permetto davvero di dirlo e lo capto anche dagli applausi che arrivano. Siete davvero tanti stasera, siete davvero tanti. Pronta Paola, numero 21, vai! Prontissima anche Claudia che concorre con il numero 22. La numero 23, lei è Elena. Palco 21 Paola, 22 Claudia, 23 Elena. Grazie. Automatismo perfetto. Bene, bene, bene. Adesso passiamo la musica. La giuria sta preparando a raccogliere le schede e io voglio presentarvi i nomi dei giurati. Iniziamo con Gino Basian, consigliere, grazie, signora Maria Pia Ceolotto. Poi abbiamo un altro consigliere che è Giovanni Battista Scaroni, la signora Lorella Monegato, poi abbiamo il cavaliere Romano Lucchetta, il presidente della Proloco Alberto Mecchia, il presidente della società partecipata Giuliano Zemolin, poi abbiamo Nello Bortoluzzo e poi abbiamo, l'abbiamo citato prima, ringraziato ma lo faccio nuovamente, fa parte della giuria Nicola Stevanato, Gioiellerie Stevanato a Sandona di Piave e Zelarino, questa sera qui ovviamente in rappresentanza di Miluna. Facciamo un applauso anche alla giuria perché guardate che è un impegno importante, anche una responsabilità, perché in fondo è anche questo. Questa sera poi la responsabilità è ancora maggiore rispetto a una normalissima selezione, perché in quell'occasione la ragazza che vince una selezione va alla finale regionale, quindi è già un passaggio importante, ma qui si va alla prefinale nazionale, quindi la cosa davvero è bella, bella tosta. Però insomma siamo qui, in questi anni tra l'altro Miss Jesolo ha sempre avuto dei buoni risultati, l'anno scorso si è aggiudicata un titolo regionale, 2 anni fa ricordo Anna Bardi vinse addirittura il titolo di Miss Miluna nazionale ed era la Miss Jesolo del tempo, quindi insomma Miss Jesolo, la giuria ha sempre avuto un occhio giusto e quindi siamo molto felici di questo. Però mi piacerebbe ricordare in brevissimi punti, abbiamo parlato 80 anni di Miss Italia, vi do 4 notizie che riguardano la storia del nostro concorso. Nel 1939 Miss Sorriso, 5.000 lire per un sorriso di Dino Villani. Nel 1946, dopo la pausa della guerra, riprende il concorso perché quella volta era solo un concorso fotografico. Quella volta non è più solo fotografico, ma con il raduno delle ragazze e la sfilata in passerella. In quell'esatto momento, nel 1946, nacque Miss Italia, che è poi la formula che anche oggi vediamo. Nel 1959 Enzo Mirigliani prende le redine del concorso. Nel 1990 con Maurizio Costanzi in giuria c'è un momento importante per Miss Italia, vennero abolite le misure. Ricordate che tradizionalmente Miss Italia aveva tot misure,
con Maurizio Costanzo vennero adibite le misure e fu un momento importante per il concorso. Poi, dal 2003, Patrizia Mirigliani guida il concorso dopo aver collaborato nell'ombra per tanti anni con il padre Enzo. E qui chiedo un applauso per Patrizia Mirigliani, perché ci segue con tanto affetto e soprattutto segue queste ragazze con tanto affetto, e questa è la cosa più bella, forse è il segreto di Miss Italia, gli 80 anni di Miss Italia, proprio queste ragazze. Guardate, io le vedo da qui, è un quadro bellissimo, cioè tutte queste ragazze che stanno aspettando di arrivare su questo palco e me ne stanno dicendo di tutti i colori, perché io lo so che loro stanno facendo di me il peggio, che dicono: ma noi siamo qua, ci puoi far uscire e premiare? E adesso le facciamo uscire, chiamiamole tutte sul palco, poi ci prepariamo per la diretta, tutte sul palco, forza! Baila! No, io, la canzone. Per l'elezione di Miss Jesolo, con protagoniste queste 23 bellissime ragazze che io vorrei a questo punto andare a facciamo una cosa, dai, un passo avanti per ognuna, io le vado a citare. Jenny, la concorrente numero 1, cominciamo dalla numero 1, e poi abbiamo avuto Emma, concorrente numero 2, e quindi Alice, concorrente numero 3, e poi Sara, la concorrente numero 4, Giulia, la numero 5, e poi altra Giulia, ma è la numero 6, e poi Giorgia, la numero 7, quindi Linda numero 8, Rachele numero 9, 10 Michelle, 11 Elisa, 12 Agnese, e poi ancora avanti la numero 13 Beatrice, la numero 14 Nicole, la numero 15 Silvia, la numero 16 Nicole, la numero 17 Samantha, la numero 18 Sara, la numero 19 Elena, la numero 20 Selmi, la numero 21 Paola, la numero 22 Claudia, la numero 23 Elena. Sono state loro le grandi protagoniste di questa serata, dove andremo ad eleggere Miss Jesolo 2019, titolo importantissimo perché consentirà alla vincitrice di accedere direttamente alle finali, ai pre-finali nazionali di Miss Italia. Con noi il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Un applauso per il sindaco. Buonasera sindaco, la saluto nuovamente, è già stato nostro ospite sul palco. Vorrei anche fare un ringraziamento all'assessore Flavia Pastò, che è con noi seduta vicino alla giuria. Questa sera la formula è nuova, si premia l'unica vincitrice, la vincitrice del primo titolo, e quindi ovviamente facciamo un applauso a Flavia Pastò, l'assessore, e al suo gruppo di lavoro che è sempre vicino a questo tipo di manifestazioni. Sindaco, grazie ancora. No, grazie a voi, volevo ringraziare tutto il pubblico presente e soprattutto le ragazze, perché si sono messe ovviamente in gara, quindi mi piacerebbe avere 23 fasce, purtroppo questa sera me ne dai solo una, mi dispiace, però va bene, è un gioco. Colpa mia ovviamente. Ci tengo anche a dire una cosa, Sino, questa sera abbiamo tante ragazze tra loro, proprio perché si può fare per un titolo speciale, che hanno già conquistato il passaggio alle finali regionali, quindi molto belle, e sono già vincitrici a modo loro. Facciamo una cosa, Sindaco, ci mettiamo lei da quella parte e io da questa, le sarà consegnata la fascia, così accogliamo insieme la vincitrice di Miss Jesolo 2019, ammessa direttamente alle pre-finali nazionali di Miss Italia, 80ª edizione. Miss Jesolo è la concorrente numero 27, Giorgia Pianta di Polverare, in provincia di Padova. Andate sopra il palco. E lei, Miss Jesolo 2019, la Miss Jesolo degli 80 anni di Miss Italia. E mi piace anche questo applauso e i sorrisi che arrivano da loro, perché insomma questo è il premio, eccola qui, la sfilata, il premio più bello
per la nostra vincitrice e anche l'applauso delle sue amiche che sono sul palco con lei questa sera. La novità di quest'anno è proprio che appunto viene premiata una sola concorrente, parteciperà alle prefinali e i titoli speciali quest'anno potranno anche essere protagonisti delle finali regionali della regione, quindi lei potrà partecipare quest'anno a Miss Veneto insieme alle vincitrici degli altri titoli speciali che vengono assegnati in giro per l'Italia. Bene, facciamo un'altra passarella con Corona, vai! Qui perché arriva il gioiello di luna. Nicola Stevanato, per te anche il gioiello di luna. Regalo in più di questa serata, oltre a questa fascia così importante arriva un gioiello prezioso di luna dell'amico Stevanato di Gioiellerie Stevanato di Sandona di Piave e Zelarino. Indossiamo il gioiello, guardate, nessuna emozione nell'indossare il gioiello. Eccolo qua, preso, come si deve, gioiello quasi indossato. Dai, ci siamo, fanno tutto il tifo per lei, Stevanato. Grazie, grazie davvero. Io chiudo, grazie amici che ci state seguendo attraverso i vari tablet, computer, PC, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aspettiamo alle prossime selezioni e finali regionali di Miss Italia qui in Veneto. Seguite le nostre pagine social perché siete informati e aggiornati su tutto quello che avviene. E adesso io farei un quadro dedicato a loro, che sono stati le grandi protagoniste di questa serata. Scusate le spalle, ma non voglio guardarle insieme a voi. E a loro